Allora, non so se abitate in un condominio, in un palazzo e le vostre mura sono sottili, sentite anche il vicino. Poi fanno imitazioni. Esatto, cioè, questo è il fatto che io dove ho cambiato casa, cioè, ho sempre tenuto chi teneva lavoro a fianco, ma ci sono dei fattellati, cioè per un periodo abbiamo abitato, e non sto scherzando, a fianco a una scuola di danza latinoamericana, cioè, veramente. Questa canzone parla proprio di questo protagonista che ha un vicino un po' particolare. Io sono capitato in un appartamento, catene e mure carta al posto del cemento. Pensate poi che guai si può passare, è tutto quello che vi tocca supportare. C'è sta chi tiene una gatta che fa nuovamente, chi tiene una radio di notte col volume accendo, per non parlare poi di quello là. Caccia lo strumento e si mette a suonare la tromba di giorno, la tromba di notte, la tromba mattina e verso le 3, la tromba alle 9, quelle ore si gioca. Poi ci si è arrivati, insomma, capite, ti ha parlato. La tromba in mattina, la tromba in cucina, la tromba nel bagno che sta a fianco a me, la tromba in salotto, le 3 a mezzanotte, ma insomma tu hai deciso da scassare. Se hai deciso di sfugare, non di che non lo fa, dammo tempo in un caffè, perlomeno dai un po' che lascia a me. Pepe, la tromba di nuovo, mo attaccano il capo e io sento sta capa che va a cagliare. La tromba al martello mi spacca il cervello, ma insomma può capire che ti ha fermato. E non è mica male questa non so riccione, e non è mica male questo appartamento, catene, mure, carta al posto del cemento. Dice mia moglie non capisco se, o dice poi mi fa dispietta a me, ma il dubbio mi scompare proprio in mantimento quando trasento un giorno nell'appartamento, mi trovo in faccia proprio a chi là. Vedo mia moglie e la tromba sul sofà, e la tromba sul sofà.